Con questa mostra Palazzo Ferrofini si è inserito nel dibattito dell'arte contemporanea e nell'espressionismo statunitense. Abbiamo avuto tantissimi visitatori, un successo per un pubblico anche molto qualificato e molto specializzato. Soprattutto oggi aver avuto in dono da parte di Nancy Gay in questo arazzo alle mie spalle, che lascerà per sempre appunto il segno di questa mostra nel Consiglio del Veneto, è una cosa secondo me dal punto di vista culturale di una valenza incredibile. Quindi una grande opera di una grande artista che ha fatto la storia dell'espressionismo statunitense, che a Ferrofini ha esposto e lascia soprattutto un segno importante del suo passaggio. The tapestry was woven in Belgium, but it was created in the Bay Area in Oakland at the studio of Donald Farnsworth, and he developed a way of managing the computer and talking to the looms of Belgium, and developed these contemporary works that have been picked up and utilized by many contemporary artists. We are delighted to have the opportunity of working in another material, because it's always a challenge and to invent yourself all over again as an artist with a new material. And it's very exciting, but it is a big challenge, and you're always happy when it comes out so well. I'm glad to have this tapestry with you and have it stay in Venice. This show has been a great pleasure for me, and I understand a great success for you here at Palazzo Ferrofini. Thank you.